Ci spiega cosa sta succedendo oggi qui sotto la torre di Pisa? È in protesta contro una legge che cambia la struttura della società, non soltanto dell'università. Il punto è che questo succede e non abbiamo più un'università come abbiamo adesso. Sarà un danno imprevedibile per questi paesi e anche per l'Europa. Questo è un simbolo per tutto il mondo, in un senso che in tutti i paesi occidentali stanno tagliando qualsiasi supporto per ricerca, per scuola e per l'università e per cose beni culturali, beni comuni. In più parti d'Europa in questi giorni stanno sviluppando movimenti di protesta. Ci dice cosa è successo ieri qui a Pisa? Cosa? Ieri, cosa è successo qui a Pisa? Quello che è successo era l'inizio di visibilità di questo movimento che ha portato sulla pista dell'aeroporto alla stazione, ma anche in città, di dimostrare una coerenza per questo movimento che deve essere replicato in altri paesi e sta ripetendo in altri paesi come Inghilterra, che ieri hanno protestato i tagli per l'università. Lei come docente, come cittadino europeo, come ha visto? Non sono cittadino europeo, purtroppo non sono cittadino di nessuna parte. Allora lei semplicemente come facente parte della protesta di ieri, come ha vissuto l'ingresso all'aeroporto e il corteo di ieri? Il blocco dei ponti. Cosa ho visto? Sì, come ha vissuto anche cosa ha sentito ieri? Una rabbia giustificata. Basta quello. Grazie.